Attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Vai, fallo finire. Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan. È domenica 30 aprile, tra qualche istante inizierà l'incontro che va a completare la 15ª giornata del campionato di Serie 2 2022-2023 di hockey pista. Ad affrontarsi i padroni di casa dell'Hockey Veneta Lab Breganze, opposti all'associazione sportiva Salegno Hockey 2012. Tra qualche istante mi affiancherà nel commento Renato Sergio, che è l'addetto stampa dell'Hockey Breganze, le riprese di Marian Monteano per la piattaforma digitale Hockey Pista Fiser TV, che offre questo servizio agli appassionati dell'Hockey Breganze e comunque anche del Seregno, che purtroppo non possono assistere alla gara che si disputa a porte chiuse per i noti problemi di agibilità del palazzetto comunale di Breganze. È il classico testacoda. Breganze guida la classifica a pari merito con la Modena, che è contemporaneamente impegnato nel derby di Correggio in trasferta. Seregno va a chiudere la graduatoria, ci sono 20 punti tra le due squadre, 8 per la precisione per Seregno, 28 per Breganze, ma i temi della gara sono sicuramente altri, al di là della distanza meramente aritmetica in tema di punti. Ci sono vari temi in questo confronto. La necessità per Breganze di capitalizzare al meglio questo fattore casalingo. L'ultima volta che Breganze ha giocato in casa ha dovuto pagare pegno a un ottimo Scandiano che peraltro ha perso ieri sera in quel di Tiene, con il Tiene che sta palesando una condizione sicuramente d'avanguardia per questo finale di stagione. Fosse appena iniziato il campionato, il Tiene viaggerebbe sicuramente a una media promozione. Breganze quindi che deve assolutamente cercare di fare buttino pieno per andare ad affrontare il trittico di gare che concluderà il campionato che non prevede una post-season, non prevede i playoff, e quindi chi sarà primo al termine di queste 18 partite
verrà promosso in A1. Nell'altro girone sta facendo la voce grossa il Giovinazzo, a margine relativamente importante di punti sulla seconda, mentre qui è tutto aperto, ci sono 3 squadre ravvicinate a un punto. A 27 c'è il Trissino, sconfitto ieri sera in Quedil Bassano, e a 28 appunto Breganze e Modena. A 25 lo Scandiano che ha pagato pegno, dicevamo, a Trieste. Scusate. Intanto mi ha raggiunto Renato Sergio. Ciao Renato. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli appassionati di hockey pista. Diamo lettura delle formazioni che daranno vita a questo incontro, che sarà diretto dall'arbitro Alberto Fabio Stitiene, coordinato da Giacomo Vischio al tavolo. Per quanto riguarda il Seregno, i portieri sono Alex Pettenuzzo con il numero 1 e Lorenzo Boldi con il 18. Gli esterni, Riccardo Alberio con il 21, Christopher Bozzetto, che è l'ex di giornata, ha giocato una vita nelle giovanili breganzesi, con l'86, Matteo Farina con il 2, Edoardo Febbo con il 36, Alessandro Gioffre con il 5, Marco Malagoli con il 7, Luca Tremolada con il 17 e Leonardo Lanzani con il 34, allenatore Maurizio Molteni. Per quanto riguarda Breganze, Andrea Dalla Valle finirà di scontare la purtroppo lunga squalifica di 5 giornate e sarà disponibile per la prossima trasferta. Allora, i portieri: Marco Zanfi con il 26, Elia Zen con il 13, gli esterni Stefano D'Alessandro 53, Silvio Costenaro che è il capitano con il 2, Pietro Agostini con il 5, Ramiro Torres con il 57, Tommaso Volpe con l'87, Giovanni Tagliapietra con il 27, Ettore Valerieri con il 31, Tommaso Battaglin con il 28, che è nello starting 5, l'allenatore Nestor Perea. Quindi starting 5 per Breganze: Elia Zen, Tommaso Battaglin, Silvio Costenaro e Ramiro Torres. Vediamo invece le scelte del quintetto ospite. Il portiere ci sembra Uboldi. Gli esterni, allora intanto vediamo l'assetto tattico della formazione ospite, che ci sembra schierata a zona, a rombo per la precisione. Gli esterni quindi, per quanto riguarda Seregno, Alejandro Gioffre con il numero 5, poi abbiamo il numero 36 che è Edoardo Febbo, il numero 7 Marco Malagoli, poi vediamo l'ultimo nelle scelte di Maurizio Molteni, il 21 della formazione ospite. Va bene, ci aggiorniamo comunque in serie di commento. Breganze comunque in possesso con Silvio Costenaro a scambiare con Stefano Dal Santo. Ancora l'assetto tattico che ricorda, Renato, gli anni 80-90. C'erano squadre appunto schierate a zona, in particolare questo assetto difensivo è a rombo, quindi 2-1-1, quindi un vertice basso, un vertice alto e 2 laterali a comporre l'assetto difensivo della squadra di Maurizio Molteni. Possesso ancora per Breganze, quindi il tema tattico della partita sarà sicuramente la ricerca di una conclusione, di spazi per andare a impensierire l'estremo difensore ospite. Non è facile contro una squadra schierata a zona, soprattutto considerando, Renato, il fattore dei 45 secondi per andare al tiro. Intanto però manovra da par suo Ramiro Torres, un alza e schiaccia che trova comunque pronto il portiere ospite, la ripartenza in contropiede, cattivo controllo del numero 7 ospite Marco Malagoli favorisce la ripresa della palla per la formazione di Nestor Perea, che si vola in contropiede con Ramiro Torres. Il tiro è murato, le squadre qui si stanno aprendo, ci sono varie possibilità di ripartenza per entrambe le formazioni. Ora però Breganze a rintuzzare il proprio assetto difensivo ed alzare la difesa. Scaduto il termine per varcare la metà campo della formazione ospite, e allora sarà possesso per Breganze. Come vedi questo inizio gara, Renato? Ma sicuramente i ragazzi del Breganze sono partiti bene, diciamo che cercano di trovare, come hai detto tu Fausto, gli spazi giusti, perché già più volte hanno incontrato avversari che si sono difesi a zona e quindi un po' ci hanno fatto l'abitudine. Sì, il portiere è Pettenuzzo per quanto riguarda gli ospiti. Riparte Breganze con Stefano Da Santo che ha un cattivo controllo.
E allora possesso per la formazione ospite. Con il 36 a manovrare. Si tratta di Edoardo Febbo. Chiedo scusa agli amici da Seregno. Lo scambio con Gioffrey, blocco a favorire Febbo. Breganzi che sicuramente sta alzando le marcature, se ne va intanto da par suo. Tommaso Battaglin è riuscito a trovare un buon dribbling, è quasi arrivato a insidiare la porta di Pettenuzzo. Si sono poi chiuse le maglie della formazione ospite. E allora ancora possibilità per Breganze di impostare una nuova manovra offensiva. In questo momento ci sembra che Seregno sia andato a uomo. Sì, così è, una difesa bassa, però diciamo più tradizionale, quella che viene di solito utilizzata da quasi tutte le formazioni. A zona sono poche le squadre che in questo frangente storico utilizzano questo sistema difensivo. Intanto Breganze comunque a impostare un nuovo possesso con Ramiro Torres che ha ricevuto da Silvio Costenaro. La conclusione di Ramiro Torres, la parata di Pettenuzzo che va a controllare, ha subito un colpo, era particolarmente forte la conclusione del numero 57 rossonero. 20 reti per lui stagione, Renato. Sì, come dicevo prima, i ragazzi di Breganze molto forte, sicuramente l'intenzione dell'allenatore, soprattutto viste anche le ultime 3 partite che aspettano i rossoneri molto impegnative, di voler per quanto possibile concludere la partita il prima possibile per non anche sprecare troppe energie che potrebbero essere preziose nei prossimi turni. Assolutamente, c'è però una ripartenza del numero 21 ospite, la conclusione ben controllata agevolmente da Elia Zen. Riparte Ramiro Torres, l'accelerazione del 57, la finta di tiro, non trova spazi, va a servire Tommaso Battaglin, il doppio scambio sull'asse Torres Battaglin. Silvio Costenaro si stacca lì dietro Ramiro Torres, va alla conclusione Stefano Del Santo, Murata, palla dietro la sponda. Non si può proseguire il gioco, bisogna ripartire con un ingaggio a 2, così decreta il signor Alberto Fabris. E allora, l'ingaggio è stato vinto dagli uomini Ernesto Perea, possesso per Ramiro Torres che va all'indietro, lo scarico a favorire la conclusione da lontano di Silvio Costanaro. La pressione alta di Breganze che adesso vuole imprimere assolutamente il proprio ritmo alla partita, non consentire magari alla formazione ospite di sbarcare la metà campo. Ci riescono per un attimo gli uomini di Molteni. Ma è ancora possesso per Breganze, l'accelerazione di Stefano Del Santo dalla sua fascia preferita, vale a dire la sinistra, lo scambio, un ottimo assist. Dentro area non riesce però a trovare lo spazio per effettuare la conclusione Ramiro Torres. Poi qui va a ricercare il capitano rossonero, va a cercare il numero 53, vale a dire l'atleta relativamente più anziano, classe 93, Stefano Del Santo. Attenzione qui, una palla vagante che era stata conquistata da Silvio Costanaro, poi il signor Fabris interrompe il gioco, assegna il possesso alla formazione breganzese, mentre intanto il Modena è già andato in vantaggio in quel di Correggio. È Riccardo Alberio il numero 21 per quanto riguarda la formazione ospite. Possesso per Breganze, Ramiro Torres. Stefano Del Santo, la conclusione controllata da Pettenuzzo. La palla è uscita dal rettangolo di gioco, sarà ancora possesso per Breganze. Dicevamo Seregno con Pettenuzzo tra i pali, Alessandro Gouvet, Marco Malagoli, Riccardo Alberio e Edoardo Febbo. Queste le scelte del tecnico ospite. Qui la sterzata di Ramiro Torres che si libera molto bene, va a servire a un passo Stefano Del Santo. La conclusione al volo non ha trovato la porta. Era ottima trama questa che è stata degli uomini di Ernesto Perea, che devono sicuramente avere pazienza al cospetto di una squadra, Renato, che ha scelto un atteggiamento tattico assolutamente prudente, dall'alto anche di quelle che sono magari le possibilità tattiche. Qui un tentativo di assist di Silvio Costenaro per Tommaso Battaglin che va a battagliare con gli avversari. Il possesso palla ancora per Ramiro Torres, lo va a contrastare il numero 7 ospite Marco Malagoli.
efficacemente, perché però qui cerca di trovare lo spazio per girarsi dentro l'area avversaria. Tommaso Battaglin gli contendono il possesso bravamente gli uomini di Maurizio Molteni, e allora ancora possesso. Qui siamo a metà campo con Breganze a girare, la finta, la conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Petenuzzo. A caccia della sfera Ramiro Torres, non ci riesce. Attenzione, qui se ne va Alberio. È rivenuto su di lui Silvio Costellano, non ha ravvisato irregolarità il direttore di gara, e allora c'era una partenza in 4 contro 3. Il tentativo di assist di Tommaso Battaglin per Stefano Dal Santo. Non si è chiusa questa iniziativa, ripartono bravamente. Febo qui la conclusione che prende la traversa. Di fatto l'occasione più importante sin qui, ma dall'altra parte c'è Ramiro Torres che si incunea in area. Il match si sta aprendo. Occasione dalla parte dell'altra, ma veramente vicina al gol del vantaggio la formazione ospite. Qui la finta di tiro Stefano Dal Santo, il tentativo di percussione viene rintuzzato dalla formazione ospite, chiusa a riccio a protezione del proprio estremo difensore. Ancora devo orchestrare gli ospiti. Febbo in possesso. Tentativo di servire Alberio, che è stato protagonista di un'ottima azione qualche istante fa. Ha colpito la traversa, Renato. Sì, come dicevi tu prima Fausto, Seregno sta facendo più qualità, diciamo, che quantità, nel senso che hanno fatto 2 conclusioni molto ravvicinate e trovando anche una traversa. Breganze è probabilmente partito forte. La rete di Stefano Dal Santo. La rete di Stefano Dal Santo che sblocca la faccenda. Un contropiede 3 contro 2. Gestito bene. Con palla all'indietro per Stefano Dal Santo, che si è avvicinato in area e ha trafitto imparabilmente Petenuzzo. Sblocca il risultato Breganze. 17-0-1 al termine. Intanto il doppio cambio. Entrano Tommaso Volpe, Pietro Agostini. Escono Ramiro Torres e Tommaso Battaglin, autore di un ottimo inizio gara. Breganze l'ha sbloccata a 17-0-1 con il suo giocatore più esperto, vale a dire Stefano Dal Santo. E intanto Seregno non riesce a superare la metà campo nei 5 secondi regolamentari, la ripresa del gioco ordinata dall'arbitro Alberto Fabris, e allora possesso per Breganze con Tommaso Volpe a scambiare per l'autore del gol Stefano Dal Santo, che ha sbloccato il risultato. Tommaso Volpe, girano a 3 gli uomini in Ernesto Perea, il doppio scambio Costenaro Dal Santo, all'indietro per Pietro Agostini, lo scambio. Breganze sta alzando i ritmi, passaggi abbastanza precisi, e quindi c'è la possibilità di orchestrare qualche trama offensiva efficace. Qui c'è una conclusione che ha trovato la schiena di Alberio, che fa cenno al direttore di gara che è tutto a posto, che può proseguire. E allora Breganze, che dopo 8 minuti ha sbloccato il risultato con un buon contropiede a 3. Importante qui l'assist in area. Intanto in area è caduto Silvio Costenaro, fa cenno di proseguire il signor Fabris. E allora possesso per gli ospiti. Gioffre, Febbo, tenta di puntare Stefano Dal Santo, che lo ferma. Mette tutti d'accordo Tommaso Volpe e varca in questo istante il centropista. Va a scambiare con Silvio Costenaro. Lo scambio in profondità per Pietro Agostini. Tommaso Volpe, l'accompagnato di Tommaso Volpe, ha tentato di prendere la respinta corta del portiere Pietro Agostini, non c'è riuscito. È la 15ª rete stagionale di Stefano Dal Santo, Renato. Sì, Stefano, stavo proprio vedendo prima, anche al di là del gol, Fausto, vedo proprio un atteggiamento con fame e voglia di veramente mostrare ancora qualcosa, ancora farsi vedere anche proprio dai più giovani di questa squadra che bisogna usare grinta e volontà. Da segnalare sicuramente una cosa: ho avuto la fortuna la settimana scorsa di essere in panchina con i ragazzi e veramente Stefano è quello che dà tanta motivazione. Primo fallo di squadra commesso da Breganze, intanto, che ha avuto un paio di occasioni qualche istante fa, ben controllate dal portiere Petenuzzo. La conclusione da lontano, controllata a sua volta dall'estremo difensore scelto per il primo tempo, Ernesto Perea, vale a dire Elia Zen. La classica staffetta di solito va in onda per quanto riguarda Breganze. Qui Pietro Agostini è entrato con sicuramente voglia di fare. Qui una conclusione sbilenca che favorisce la ripartenza di Seregno. Attenzione, Magliagoli, qui la palla davanti, molto attento Elia Zen, perché
aveva un 1 contro 1 difensivo abbastanza complicato. Qui il tentativo di assist al volo per Pietro Agostini, obiettivamente difficile da controllare quella palla, riparte invece Magliagoli per i suoi. Il tentativo sul secondo palo di Geoffrey non ha trovato un compagno. E allora si riparte con Silvio Costanaro che varca la metacampo in questo istante. Si rifugia all'indietro da Stefano Del Santo, l'autore del gol, che quando mancavano 17 minuti e 0-1 alla termine della prima frazione ha sbloccato il risultato su un'ottima conduzione del contropiede in 3 contro 2 della formazione di Nestor Perea. Possesso per Breganze ancora con Stefano Del Santo, la conclusione è murata da Geoffrey. Va a contenere il possesso. Alla meglio il numero 5, capitano ospite. Il tentativo di lanciare dall'altra parte Magliagoli. Qui vediamo se chi si mette d'accordo tra Tommaso Volpe e Silvio Costanaro. Mette tutti d'accordo il capitano rossonero. E allora una nuova trama offensiva per i giocatori di Nestor Perea in possesso con Tommaso Volpe. Si incunea, o almeno tenta di farlo. Tommaso Volpe subisce un fallo. Non di squadra, secondo il direttore di gara. Un solo fallo di squadra, Renato, dopo quasi 11 minuti, più di 11 minuti dall'inizio del gioco, quindi una partita sicuramente corretta. Sì, un solo fallo a dimostrazione che entrambe le squadre prestano molta attenzione più al costruire, diciamo così, che allo scontro, oppure comunque ecco, è stata una partita molto regolare fino ad ora. La conclusione di Stefano Del Santo è stata deviata. Sono arrivati per primi gli uomini di Maurizio Molteni, che hanno visto un cambio e hanno visto anche il primo time out della partita. Magliagoli, lo scambio con Alberio, all'indietro per Geoffrey. Ancora Magliagoli per Geoffrey. Fanno girare palla i giocatori di Molteni. Buoni scambi, passaggi precisi, anche se non riescono a schiodarsi da questa zona della tre quarti. Qui mette tutti d'accordo però Stefano Del Santo. Porta via la sfera di giustezza. Propone una trama offensiva per il capitano Silvio Costanaro. Vediamo se riuscirà a trovare uno spazio per effettuare una conclusione. Così non è. E allora si è rifugiato all'indietro da Pietro Agostini. Stefano Del Santo dietro la porta di Pettenuzzo, che è stato protagonista sin qui di un'ottima gara e ha dovuto arrendersi alla conclusione solamente del 53 rossonero. Qui un'ottima trama tra Agostini e Del Santo. Pietro Agostini ha cercato sul secondo palo Stefano Del Santo, la conclusione non è stata precisa, ma ottima l'intuizione del numero 5. Qui una palla vagante in area, un filtrante, un tiro accompagnato di Pietro Agostini. Primo cambio per la formazione ospite, che ha messo in pista il 17, il suo numero 17. Vedremo chi è, perché purtroppo ci hanno dato un elenco giocatori che è diverso dalla numerazione degli atleti che sono in campo, Renato, e quindi dobbiamo aggiornarci necessariamente. Time out intanto, con Breganze avanti 1-0. Notizie da Correggio, Renato. Il Correggio ha pareggiato. Quindi è 1-1. È chiaro che, almeno per gli sportivi rossoneri, non ce ne vorranno gli amici che eventualmente collegati da Seregno, che salutiamo. È chiaro che la lotta al vertice riveste molto interesse, ma anche quella che va ad assegnare lo scudetto. C'è un derby dell'Agno mica da ridere, che si sta giocando in contemporanea, Trissino-Valdagno, con Valdagno che sorprendentemente ha vinto gara 1. Trissino si è imposto 3-0 in gara 2 e qui sta conducendo per 1-0, mentre per quanto riguarda lo spareggio per la giudicazione dei posti dal 9 al 10, Monza sta vincendo in quel di Bassano, che sicuramente sta attraversando un periodo difficile. Intanto l'ex di serata, vale a dire Christopher Bozzetto, numero 86. Ci perdoneranno gli amici, ma abbiamo avuto un problema nella numerazione, gli amici che ci seguono, nella numerazione degli atleti del Seregno, e quindi dobbiamo gioco forza aggiornarci per capire chi sono i protagonisti scelti da Maurizio Molteni. È entrato il numero 17, che è Luca Tremolada, assieme a Christopher Bozzetto. Intanto anche Mattia Farina. Qui la conclusione intanto di Ramiro Torres. Dopo il time out Nestor Perea ha messo in pista di nuovo Ramiro Torres. Quindi Torres Agostini. Attenzione, ma Tommaso Volpe si è incuneato molto bene in area.
L'unica cosa che gli è mancata è stata la precisione, ma è stata ottima l'intuizione, l'inserimento, ottimi l'intuizione e l'inserimento di Tommaso Volpe. Purtroppo per lui la conclusione è andata alta sopra la traversa. Per quanto riguarda gli ospiti, allora Christopher Bozzetto, Matteo Farina, Tremolada e Malagoli. Per Breganze, Elia Zen, Stefano Dal Santo. Qui due palle alte hanno emulato i giocatori di padel, Renato, nella circostanza. Stefano Dal Santo e Pietro Agostini si sono messi anche a ridere, tra l'altro. Proprio. Attenzione qui nella conclusione ravvicinata di Ramiro Torres che non ha trovato la porta. Il fallo subito da Pietro Agostini, il primo scommesso dagli ospiti. Possesso per Breganze. Seregno, difesa sicuramente bassa. Qui però un ottimo taglia fuori di Pietro Agostini che è andato a servire Stefano Dal Santo. Ottima questa combinazione degli uomini di Nestor Perea, a dimostrazione del fatto che con pazienza si può giocare anche contro una difesa bassa schierata come nella circostanza da Seregno. Qui intanto la conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Petenuzzo, molto sveglio il portiere ospite. Qui il tentativo di contropiede con Cristoforo Bozzetto che ha cercato il compagno, non l'ha trovato. Qui Stefano Dal Santo murato, e qui ancora Tommaso Volpe servito da Ramiro Torres, non è riuscito a trovare lo spazio per effettuare la conclusione. In 4 in area i giocatori di Molteni, Renato, una difesa sicuramente arcigna. Assolutamente sì, è difficilissimo da scardinarla, ma con i movimenti, con i tagli giusti si può, perché per esempio prima Stefano Dal Santo si è liberato con un taglio fuori perfetto di Pietro Agostini. Ragazzi, deve avere pazienza, giocare nei limiti anche di 45 secondi, sta conducendo, e quindi magari Seregno doveva fare qualcosa di più. Intanto è caduto in area Ramiro Torres, è ripartito con una scheggia Christopher Bozzetto, ma Alberto Fabris ha fermato tutto, facendo che bisogna ripartire dal punto di battuta del fallo, vale a dire l'area avversaria, l'area del Seregno, e lo fa in questo istante Christopher Bozzetto. Un altro cambio intanto per la formazione ospite, che ha fatto entrare Febbo. La parata di Elia Zen, è rientrato il numero 36 Febbo, quindi Pietro Agostini in possesso. Intanto Ramiro Torres, la conclusione di Ramiro Torres non trova la porta. Il più lesto però è Tommaso Volpe, che si impossessa nuovamente della sfera. Stefano Dal Santo, Tommaso Volpe fa girare velocemente palla il quartetto di Nestor Perea, ma non si schioda dal proprio settore difensivo la formazione ospite. La conclusione di Stefano Dal Santo in trottola, ottimo gesto tecnico, imprecisa però. Qui c'è poi una conclusione da lontano, sarà palla alta, sarà possesso per Seregno con Matteo Farina. Signor Fabris che rettifica il punto di battuta del fallo e fischia un fallo di squadra contro Tommaso Volpe, reo di non aver rispettato la distanza regolamentare. C'è poi un'iniziativa di Tremolada che va alla conclusione, trova il corpo di Elia Zen. Breganze ancora un contropiede a 3, però si sono chiusi bene gli uomini di Maurizio Molteni, e allora l'opportunità è sfumata. Qui Stefano Dal Santo va a cercare sul secondo palo, è un'ottima trama questa. Breganze ci sta provando a schiodare il bunker difensivo, chiamiamolo così, di Seregno. Qui una palla vagante poi toccata da Agostini per Stefano Dal Santo, all'indietro per Tommaso Volpe. La finta di tiro, il servizio sul primo palo per Agostini, all'indietro per Stefano Dal Santo, il filtrante a cercare Ramiro Torres. Riparte però Christopher Bozzetto. La conclusione di Christopher Bozzetto interessante, attento con il guantone sinistro Elia Zen. 8 minuti e 30 intanto al termine della prima frazione di gioco. Qui Pietro Agostini che va a contrastare il possesso di giustizia, gli porta via molto bene la sfera. 2 contro 1 per Breganze, e qui la conclusione di Pietro Agostini. Si è disteso Petenuzzo e con la collaborazione del palo ha sventato la minaccia. Qui c'è una palla vagante, attenzione Tremolada al limite dell'area, all'indietro per Christopher Bozzetto. Ancora lo scambio Tremolada-Bozzetto. Matteo Farina all'indietro per Tremolada, lo affronta Ramiro Torres, lo supera Tremolada, attenzione,
sfruttando le sue lunghe leve. Il numero 17 ospite, ancora Febbo in possesso. Si sta giocando la partita, giustamente. La formazione ospite mette in campo le proprie qualità. Qui però un ottimo intervento difensivo di Pietro Agostini, che se ne va a cercare la conclusione, trova molto attento sul primo palo Petenuzzo, che sventa la minaccia. Qui un ottimo lavoro di Ramiro Torres, che viene colpito e conquista il rigore. Colpo di bastone assolutamente ineccepibile la decisione di Alberto Fabis. Renato, vediamo se Braganza riuscirà a schiodarci da uno dei fattori negativi di questa stagione, vale a dire l'imprecisione. Sì. Al momento di capitalizzare le occasioni dal dischetto lungo o corto, che dir si voglia. Sì, sicuramente credo proprio una sorta di colpo involontario, perché comunque Ramiro ha fatto due movimenti talmente rapidi che probabilmente nemmeno i difensori hanno capito dove volesse andare. Quindi, sì, voleva incunearsi in mezzo agli avversari, in mezzo al traffico. Lo sa fare perché è padrone di una tecnica sopraffina, e adesso vedremo chi si incaricherà di tentare la trasformazione, che porterebbe magari Braganza sul 2-0, e sarebbe importante a 7 minuti e 30 dalla fine, e soprattutto per fare pace con un fattore che io, a costo di essere eccessivamente critico, ma si sa quanto io voglia bene a questi colori, e solo per augurarmi che le cose vadano al meglio. Braganza deve sicuramente crescere nel momento di trasformare punizioni di primi rigori, e vediamo se riuscirà nella circostanza, anche nell'ultima gara. Comunque Braganza è stato capace di trasformare rigori e punizioni, deve farlo anche stavolta. Ci va Stefano Dal Santo. Ricordiamola, chiamiamola rocambolesca partita di Montecchio, Renato, dove ci siamo sicuramente divertiti. Tante punizioni di prima, tanti rigori, alcuni messi a segno dai giocatori rossoneri. Sì, e per nostra fortuna Elia, soprattutto nel primo tempo, Elia Zen ha fatto una gran prestazione. Assolutamente, ne ha sventati un paio. Stefano Dal Santo contro Alex Petenuzzo, l'autore del gol. Vedremo se concederà il bis, sarebbe per lui la 16ª rete stagionale. Alex Petenuzzo a sfidare Stefano Dal Santo, autore di un'ottima prova, il portiere ospite. Sin qui signor Fabis si sincera della posizione regolamentare che deve assumere il portiere. Stefano Dal Santo, la rete di Stefano Dal Santo, ottima conclusione sul secondo palo. Braganza avanti sul 2-0, 7:30 al termine della prima frazione di gioco. Il 53 ha concesso il bis, Renato, e quindi 16ª rete stagionale su rigore, ed è una buona notizia, soprattutto per quel dato statistico che è importante a 4 giornate dalla fine. Tutti i particolari possono fare la differenza, saper segnare un rigore è uno di questi. Sì, credo proprio che adesso, considerato il rigore di Stefano, abbia preso veramente quest'anno fiducia. Attenzione a Ramiro. Dicevo, abbia preso fiducia anche con i tiri di prima. Stefano quest'anno veramente ha trovato il suo anno. Attenzione, Christopher Bozzetto alla conclusione non trova la porta. Era un'ottima opportunità in ripartenza della formazione del Seregno 2012. Si riparte, Ramiro Torres, vedremo se vorrà iniziare la platea con una delle sue discese. Perde palle invece, 3 contro 2 per Febbo, e qui c'è un'ottima intuizione di Cristoforo Bozzetto. Tremolada non ci ha creduto, ma l'aveva orchestrata molto bene l'86, ex di serata. È entrato intanto Giovanni Tagliapietra per Braganza, ha dato il cambio a Pietro Agostini dopo il time out, il primo chiamato da Nestor Perea. Saragno a rombo, almeno questo ci sembra l'assetto tattico parziale della formazione ospite, così è. La conclusione di Stefano Dal Santo, il tentativo di deviazione di Giovanni Tagliapietra che va a commettere fallo, riparte però Febbo quindi per gli ospiti. La conclusione è murata da Capitan Costenaro, viene fuori un imbalzo strano che arriva nei pressi di Elia Zen, che è attento, riparte qui c'è una rete meravigliosa. Ci perdoneranno gli appassionati di Seregno per l'enfasi, ma qui un assist al bacio e una conclusione di prima intenzione per Giovanni Tagliapietra, classe 2006, che trova la 3ª rete stagionale. Renato, questo è occhio di qualità. Assolutamente sì, abbiamo visto Giovanni dalla partita della conquista della Coppa Italia in poi cambiare veramente passo, come si dice, e a trovare sicurezza. Qui c'è stato Ramiro che si è
letteralmente immolato per deviare la conclusione da lontano di Tremolada. È caduto a terra, ha commesso fallo, ma ha ricevuto gli applausi dei compagni per il coraggio con cui è andato a contrastare il tiro. Ma ripetiamo, bellissima l'intuizione di Ramiro Torres e fantastica la deviazione di prima intenzione sul secondo palo di Giovanni Tagliapietra. Un gol bellissimo. 3-0 per Breganze, 6-0-9. Quindi sicuramente Breganze sta guidando la partita che è lunga. 3 reti nell'hockey pista di vantaggio non sono nulla. Seregno è una formazione che ha dimostrato di saper ripartire, quindi è massima concentrazione dei giocatori di Nesto Perea, però è sicuramente importante affrontare questi ultimi 6 minuti della prima frazione di gioco sul triplo vantaggio. Renato. Sì, abbiamo visto come ad un certo punto ancora sullo 0-0 Seregno si è reso pericoloso con una traversa, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia e continuare a giocare per Qui c'è un'ottima ripartenza con Stefano Del Santo che va a sfidare Petenuzzo sul primo palo. Per mette giù il rafforzare il gambale. punteggio. Sì, mette giù il gambale. E qui c'è una conclusione dall'altra parte di Cristiano Bozzetto, un po' di confusione qui in fase difensiva, però mette tutti d'accordo. Silvio Costeraro, viene commesso fallo sui danni, è il secondo degli ospiti. La ripartenza. La rete di Ramiro Torres e ha trafitto Alex Petenuzzo. Ancora una volta uno scambio con Giovanni Tagliapietra. Assolutamente, si trova una meraviglia i due, magari questo è stato il primo gol in cui qualche appunto lo si può rivolgere a un portiere, quello ospite che peraltro è stato bombardato di tiri di 5 e ha saputo disimpegnarsi veramente molto bene. Qui c'è sarà possesso per Breganze, ma è tempo di time out, il secondo chiamato da Maurizio Molteni, allenatore ospite. Esce Matteo Farina, entra Leandro Gioffre. Breganze avanti 4-0, sicuramente importante. Ha trovato anche il successo personale. Ramiro Torres, entra in pista Pietro Agostini, autore di un'ottima prova dal punto di vista soprattutto difensivo, ha recuperato un sacco di palline, però ci ha deliziato la coppia d'attacco Giovanni Tagliapietra Ramiro Torres. Renato. Sì, sicuramente per quel che riguarda chiamiamolo così come lo chiamo io, il gruppo dei giovani terribili del Breganze, che giocano anche tutti in under 19 e andranno a giocarsi le finali nazionali. Assolutamente, è stato bene a ricordarlo. Hanno comunque, si sono, diciamo così, messi in testa che non è importante solo fare gol, ma anche contribuire al gioco dell'intera partita, non solo certi momenti. Quando hanno, diciamo così, capito questo, veramente riescono a togliersi belle soddisfazioni e hanno trovato tutti anche il gol. La soddisfazione del gol, sì. È la 3 reti quindi messi a segno da Giovanni Tagliapietra con quella di stasera. È fermo a 4 Tommaso Volpe, ma ci auguriamo che riesca a trovare anche fiducia per poter, anche con il gol, perché è dotato di un ottimo tiro il buon Tommaso. Comunque ha fatto un'ottima prova anche lui. Bene anche Tommaso Battaglin che ha iniziato la gara nello starting 5, ottime le intuizioni. Nesto Perea, a parte Ettore Barbieri, ha già mandato in pista 7 giocatori di movimento. Si riparte, 5 al termine, a rombo il Seregno, e allora Breganze che prova a perforare la difesa ospite con azioni che sono magari provate in allenamento. Vedremo se avrà successo questa iniziativa. Qui c'è il doppio blocco centrale con belle allo scambio, ottima questa giocata, bellissimo lo sviluppo dell'azione. Renato, te lo posso assicurare, è uno schema provato in allenamento questo, molto bello. Riparte Seregno, Cristoforo Bozzetto, Luca Tremolada. Gioffre, Leandro Gioffre, all'indietro per Cristoforo Bozzetto, il 36. Febbo, ancora Febbo in possesso, lo contrasta Capitan Costenaro. Né lui né Stefano Del Santo sono mai usciti sin qui. Riparte Breganze, potenziale 3 contro 2. Il passaggio per Giovanni Tagliapietra che trova al centro dell'area molto bene Silvio Costenaro, la parata di Alex Petenuzzo. All'indietro per Cristoforo Bozzetto, siamo dall'altra parte, la conclusione Tremolada. Riparte Breganze invece, dall'altra parte qui un qualcosa a metà tra il tiro e l'assist tentato da Pietro Agostini.
non ha avuto successo. C'era sul secondo palo Giovanni Tagliapietra. Siamo dall'altra parte però, con Febbo a scambiare con Christopher Bozzetto. All'indietro per Geoffrey. Christopher Bozzetto, Tremolada, ancora Bozzetto, Tremolada. Lo scatto in avanti di Christopher Bozzetto a dettare il passaggio non è stato premiato dal compagno e qui Braganza è prossimo ad avere il possesso sfera perché Febbo ha cattivo controllo. Partono i 5 secondi regolamentari per tentare di varcare la metà campo, così non è per la formazione ospite. Allora sarà Braganza con Silvio Costenano a chiamare uno schema sulla punizione all'angolo basso a sinistra del potere attacco, la finta di tiro, lo scambio con Stefano Dal Santo che veniva a incrociarlo. Pietro Agostini, Stefano Dal Santo, lo scambio con Pietro Agostini, sempre rombo per Seregno a zona, quindi la formazione ospite con Giovanni Tagliapietra a scambiare, a fungere da punta. Qui va a scambiarsi il ruolo con Silvio Costenaro. Qui però un cattivo passaggio e quindi sarà possesso per Seregno. 2:39 al termine della prima frazione di gioco. Braganze avanti 4-0, doppietta per Stefano Dal Santo, poi le reti di Ramiro Torres e Giovanni Tagliapietra. Quest'ultima è stata forse la più bella, sia per lo sviluppo dell'azione sia per il colpo finale, una deviazione di prima intenzione che ha trafitto imparabilmente il portiere ospite. Bozzetto, Tremolada, la conclusione alta sopra la traversa, e il più lesto di tutti è Geoffrey che va a commettere fallo a detta del direttore di gara Alberto Fabris con Giacomo Vischio al tavolo. Questi sono i direttori di gara. Ancora il rombo difensivo di Seregno e Braganze che lo attacca con vertice basso Stefano Dal Santo, laterali Silvio Costenaro e Pietro Agostini e punta Giovanni Tagliapietra, autore del terzo gol. E qui l'ha cercato sul secondo palo Stefano Dal Santo, è una palla spiovente, difficile da controllare, ma ancora una trama offensiva per gli uomini destro Perea che si trovano a memoria, anche se hanno 10 secondi soli per andare alla conclusione. Lo fa in questo istante Stefano Dal Santo, murato il tiro, riparte Tremolada, lo scambio con Christopher Bozzetto, qualcosa a metà tra il tentativo del tiro e l'assist, e qui un'ottima intuizione Braganze con 3 tocchi, con Pietro Agostini a giostrare in area. Peccato che non sia riuscito a trovare la conclusione il numero 5 rossonero, ma veramente bellissima la ripartenza con 2 tocchi. Era già arrivata sfera in possesso di Pietro Agostini dentro l'area di Alex Petenuzzo. Ancora il rombo difensivo, il tentativo sul secondo palo di Giovanni Tagliapietra di cercare Stefano Dal Santo, che ci pare un po' stanco nella circostanza. Febbo che entra in area, la palla vagante, vediamo il signor Fabris, vediamo cosa fa. Il signor Fabris sta richiamando il 36, probabilmente alla prossima gli dice che gli sventerà il warning. Secondo lui ha commesso una simulazione perché è caduto in area Renato, questo è forse il motivo del richiamo. Comunque siamo all'ultimo giro di lancette di questo primo tempo, il tuo giudizio Renato? Braganza è riuscito, forse non me ne vogliano, ecco, ma per la prima volta nella stagione a trovare continuità dopo averla sbloccata. Era quello che dicevo a inizio partita, questa è la necessità di questa squadra in vista dei prossimi impegni. Se possibile chiudere la partita, naturalmente la partita non è mai chiusa, ma trovare tranquillità, sicurezza, e ecco, questa sera nel primo tempo sono riusciti a trovare ben 4 reti che sicuramente hanno dato una certa tranquillità per affrontare il secondo tempo costruendo con calma, ragionando e giocando. Sì, ottima disamina la tua, che mi trovo d'accordo, anche perché comunque non era facile al cospetto di una formazione ospite che ha saputo proporre un'ottima difesa, molto di sacrificio. Ci voleva pazienza per cercare gli spazi per andare a concludere. Braganza li ha trovati e ha saputo realizzare anche un rigore, anche questo è un fattore importante. E quindi al termine della prima frazione di gioco è avanti nel punteggio per 4 reti. Qui il tentativo di Giovanni Tagliapietra, la ripartenza di Tremolada, la conclusione Sbilenka. Finisce il primo tempo, avanti Braganza per 4-0. A risentirci c'è una decina di minuti per la ripresa qui dal Pala Ferrarin di Braganza per questa domenica 30 aprile 2023.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrarin di Breganze. 4-0 al termine della prima frazione di gioco, Breganze quindi avanti in virtù delle reti messe a segno da Stefano Dal Santo, doppietta per lui, di cui una su rigore. Poi reti di Giovanni Tagliapietra e Ramiro Torres. Breganze che ha condotto il punteggio non agevolmente a dispetto di quanto dicano le successioni delle reti, perché Seregno ha opposto un'ottima organizzazione difensiva, ha saputo ripartire in contropiede, ha colpito sullo 0-0 una traversa e quindi l'impegno va assolutamente rispettato e onorato da parte degli uomini di Nestor Perea, che a 4 giornate dal termine non possono più permettersi distrazioni in questo testa a testa infinito, con vista sulla promozione in A1, quella che sarà la Serie A1 del 2023-24, a differenza del girone B, dove il Giovinazzo vanta un margine di sicurezza quando intravede le ultime curve prima del traguardo. Qui invece il traguardo è ben lontano per quanto riguarda il girone A o Nord, che dir si voglia, con squadre molto vicine e appaiate in testa alla classifica all'inizio di questa giornata come Braganza e Modena. Al termine della prima frazione di gioco il Modena sta impattando per 2-2 in quel di Correggio, e quindi è assolutamente in partita, in grado di conquistare i 3 punti che renderebbero ancora più thrilling questo finale di stagione. Poi c'è Trissino a 27, Scandiano a 25. Nessuno ci sta a cedere a 2 sicuramente avvincente in questa stagione 2022-2023. Per la seconda frazione di gioco vedremo quali saranno le scelte degli allenatori di Nestor Perea per Breganze. Ci pare confermare la staffetta per quanto riguarda la protezione della gabbia rossonera. Quindi Marco Zanfi che si avvicenda alla sua metà, vale a dire, scusate il gioco di parole, meglio di numeri. Marco Zanfi al 26, Elia Zegni il 13, quindi l'ironia sulla metà è scontata, Renato. Sì, e i 2 portieri del Breganze veramente di partita in partita hanno trovato una confidenza anche fuori dalla pista veramente bella. Sono i primi ad arrivare in spogliatoio prima della partita, scherzano e ridono tra di loro. Veramente hanno trovato un'intesa importante che li fa comunque anche, li ha fatti crescere entrambi, rimanendo concentrati nella loro frazione di gioco e dando il massimo veramente in quei 25 minuti dove devono tirare fuori tutto quello che hanno. Ottima la tua disamina, Renato, hai ragione. Non è facile trovare intesa tra i portieri, c'è sempre la rivalità, si punta magari a giocare in esclusiva, no? Invece qui a Breganze, anche per merito di Nestor Perea, che ha sempre creduto nel gruppo che allena, perché ha sempre dato fiducia a tutti i suoi effettivi, e questo sta riuscendo. Elia e Marco sono sicuramente coetanei, amici, e condividono la passione per l'hockey pista e la voglia di portare in alto i Breganze. Breganze che per quanto riguarda questo secondo tempo conferma la linea difensiva composta da Silvio Costanaro e Stefano Dal Santo, e in avanti schiera Ettore Barbieri, classe 2005, fa il suo ingresso per la prima volta in pista questa sera. Quintetto anche per gli ospiti, con Febbo, Geoffrey Malagoli e Alberio con il 21, e Alex Petenuzzo a difendere bravamente la porta. Ottima la prestazione del portiere ospite nel primo tempo. Qui c'è la prima conclusione di Febbo, ben controllata da Marco Zanfi. Riparte Breganze con il suo numero 57, 21 reti per lui stagione. Qui la conclusione di Ramiro Torres, che intanto si avviluppa su Alberio. Concede il possesso allora il signor Alberto Fabris, che sta dirigendo con la collaborazione di Giacomo Vischio questo incontro. Malagoli in possesso, lo fronteggia Stefano Dal Santo, 1 contro 1. Qui poi Torres a contrastare Alberio. Qui il tentativo di Febbo di superare gli avversari. Poi sulla palla vagante il più lesto è Ettore Barbieri, molto bene, ottimo intervento del numero 31 rossonero. Una rete per lui stagione, classe 2005, mondiali di San Juan under 19 per lui, insieme a Tommaso Volpe. E qui ben cercato e trovato da Stefano Dal Santo, commette l'errore di voler eccedere nel controllo di palla. Ben avrebbe fatto magari a tentare lo stop e il tiro.
La circostanza qui lo cerca ancora una volta Silvio Costenaro, segno che i compagni assolutamente si fidano del numero 31 e fanno bene, perché Ettore Barbieri è sicuramente atleta in possesso di buoni mezzi tecnici, anzi ottimi. Dall'altra parte Malagoli dietro la gabbia di Marco Zanfi, lavora in possesso ancora Malagoli, va a cercare Alberio, che ci sembra un giocatore tecnicamente ben dotato. Qui lo scambio all'indietro sulla palla vagante, provate a dire che ci va. Scusate, Ramiro Torres che ha servito Ettore Barbieri, cattivo controllo il suo, e allora la ripartenza con Malagoli, la conclusione di Malagoli, trova i gambali di Marco Zanfi, il più lesto però è Gioffre, ancora Gioffre dietro la gabbia del portiere rossonero, cerca di venire fuori sul primo palo, poi all'indietro da Alberio, lo scambio con Febbo. Ancora Malagoli, lo contrasta Ettore Barbieri, bravamente, gli porta via la sfera, brutto controllo però. Ma mette tutti d'accordo il bastone di Marco Zanfi. Qualcosa a metà tra il tentativo di conclusione e l'assist da parte di Capitan Costenaro. Qui c'è un tentativo di ripartenza infruttuoso di Seregno, di cui stava per approfittare Ettore Barbieri, ma comunque Seregno non ha superato la metà campo nel termine regolamentare, e allora il signor Alberto Fabris a 22:30 concede il possesso a Braganza, che è avanti nel punteggio per 4-0. Renato è iniziato il secondo tempo con un ottimo assetto e soprattutto con un'ottima concentrazione. Qui però l'accelerazione di Ramiro Torres, che va a cercare ancora Ettore Barbieri. Riparte Febbo per Seregno, lo scambio con Malagoli, ancora Malagoli, all'indietro Alberio, Gioffre, ancora Febbo, Malagoli conquista palla, Ettore Barbieri si invola, Ettore Barbieri, la finta di tiro, il tentativo di dribbling ai danni di Alberio, che non si fa sorprendere, allora riparte, diventa un ospite, lo contrastano in due, portano via sfera a Torres e Barbieri, Stefano Del Santo, Silvio Costenaro, Ramiro Torres, lo scambio al volo, dal 2 al 57 rossoneri. La conclusione è ancora Ettore Barbieri, che è andato a rimorchio a tentare il tappin vincente sulla parata di Petenuzzo, che è stato molto bravo, gli ha chiuso lo specchio della porta. Ottima questa iniziativa di Ettore Barbieri, Renato. Sì, diciamo che tutti stanno costruendo un bel gioco e Ettore in pista ha avuto già numerose possibilità di arrivare al gol. Sicuramente è importantissimo anche per Ettore trovare il gol. Vediamo se in questi minuti riusciranno a trovare lo spazio giusto per dare soddisfazione anche a Ettore di riuscire a segnare. Anche se in realtà il problema non è chi deve segnare, il problema è che bisogna vincere la partita. Però Ettore Barbieri deve lavorare bene, deve continuare a fare quello che ha fatto, cioè attenzione in difesa, recupero palla, e magari cercare di capire che il tema della gara è giocare il più possibile a due tocchi, perché il Seregno in questo istante, come ha fatto nel primo tempo, è a zona. Qui ottima combinazione con ora Ramiro per Stefano Del Santo. Stefano Del Santo cerca di incunearsi ancora per Torres. Tentativo di Torres, un bel tiro di Ramiro. Sì, la parata di Petenuzzo, ancora possesso per Braganze, che ha altri 40 secondi per effettuare la conclusione. Seregno a zona, cattivo passaggio di Silvio Costenaro, ne approfitta Malagoli, recuperano però gli uomini di Néstor Perea, ripartenza, cerca di accelerare Stefano Del Santo, ma trova cosiddetto muro davanti a sé, allora si rifugia parzialmente all'indietro, va a cercare di trovare Ramiro Torres, la finta di tiro di Ramiro Torres, lo scambio all'indietro a centropista, dove c'è Stefano Del Santo che va a servire il laterale di chi sta attaccando il rombo difensivo di Seregno, vale a dire Capitan Costenaro. La finta di tiro di Ramiro Torres, scambiano velocemente Torres e Costenaro, ruota Braganze per cercare spazi. 8 secondi, ottima questa combinazione, ruotando erano riusciti a trovare Ramiro Torres sul secondo palo. Bella questa azione, ben orchestrata da Braganza, con pazienza. Qui c'è un passaggio improbabile di Ettore Barbieri, che non deve cedere in queste leziosità, perché in A2 non ci si possono permettere questi errori. Riparte però il 31 rossonero, ottimo l'alza e schiaccia di Ettore Barbieri, trova il guanto destro di Alex Petenuzzo.
Volitiva la prova di Ettore Barbieri, però qui c'è Febo che in ottima iniziativa va alla conclusione, non trova la porta e il signor Alberto Fabis però ha ravvisato gli estremi per concedere la massima punizione agli ospiti. Febo ha concluso, ma ha concluso sbilenco, la conclusione è stata sbilenca perché ha subito fallo. E allora c'è il rigore e ci va l'ex di giornata, Christopher Bozzetto, va a sfidare Marco Zanfi, si conoscono i due, vedremo nel duello chi avrà la meglio. È una sfida tra amici quella tra Christopher Bozzetto e i compagni di Breganze con cui ha condiviso tante avventure anche la scorsa stagione. Bozzetto contro Zanfi, il palo sfortunato, l'86 magari ci teneva a trovare il gol dell'ex. Possesso per Breganze, Torres dal Santo, sempre rombo per il Seregno, cioè a zona qui a cercare sul secondo palo intelligentemente Silvio Costenaro ha cercato Ramiro Torres, qui raddoppio a centropista, conquista palla Ettore Barbieri, si rifugia all'indietro il 31 saggiamente, ha trovato Stefano Del Santo, poi qui abbiamo Ramiro Torres che pensa per un attimo magari a tentare di rientrare sul primo palo e impensierire il portiere ospite, invece così non è. 18 minuti al termine, le finte di Ramiro Torres, molto volitiva la prova di Ramiro Torres che ha trovato un ottimo gol sul finire del primo tempo. La conclusione qui deviata, perde la stecca un giocatore ospite. Possesso per Seregno, il cambio, entra Geoffrey per gli ospiti, riparte o tenta di farlo Christopher Bozzetto, così non è, riconquista palla per i suoi, Ramiro Torres che viene servito in questo istante da Stefano Del Santo, ancora Torres e Costenaro a scambiare, hanno la meglio i giocatori ospiti, ripartono con Maragoli, era libero sulla sinistra, Alberio non l'hanno trovato, fortuna per Breganze, qui la conclusione di Stefano Del Santo che trova i gambali di Petenuzzo, o meglio il guanto del portiere ospite. Malagoli si sta aprendo il match, conquista palla per i suoi, Silvio Costenaro, la sfera ora è in possesso di Ramiro Torres, Silvio Costenaro, lo scambio a Ettore Barbieri, palla vagante, mette tutti d'accordo Alberio, ripropone una manovra offensiva, si è trovato bene Christopher Bozzetto che va a cercare l'inserimento di Geoffrey, impreciso il passaggio. Siamo però sempre con i giocatori di Maurizio Molteni in possesso, Ramiro Torres a contendere il possesso a Christopher Bozzetto, scatenato Ramiro Torres cost to cost, cade in area, Alberio sulla palla vagante a servire Geoffrey. Sono già trascorsi 8 minuti dall'inizio della ripresa, la conclusione di Alberio, ribattuta, se ne va sulla fascia sinistra, Ettore Barbieri si rifugia all'indietro con un retropassaggio a favorire Silvio Costenaro. Per un attimo i giocatori di Maurizio Molteni stavano proponendo un'azione offensiva, qui cercato sul secondo palo Ettore Barbieri, poi sulla ribattuta ha provato anche Silvio Costenaro. La conclusione ancora, Breganze sta alzando i ritmi, ancora Stefano Del Santo, la finta di Silvio Costenaro all'indietro per Stefano Del Santo, lo scambio per Ramiro Torres, ottima questa trama offensiva di Breganze, Geoffrey, Alberio, Bozzetto, ottima trama questa. Bellissima questa ripartenza della formazione ospite con Alberio che ha avuto l'unico torto di non trovare la porta. Ottima trama offensiva degli ospiti nella circostanza, Renato. Sì, ottima. Comunque Seregno non si è mai demoralizzato al dispetto del punteggio, ha sempre cercato di costruire non appena trovano lo spazio giusto. È certo che il ritmo del Breganze, la velocità di gioco lasciano probabilmente poco scampo a riuscire a pensare di costruire qualcosa ragionando, ecco. Sì, però ha saputo muovere palla molto bene la formazione ospite quando ha avuto l'opportunità di ripartire e si è rivelata particolarmente insidiosa. Qui però attenzione, una palla vagante, ci arriva per primo Stefano Del Santo che vince il duello con un
volitivo Christopher Bozzetto, che ci tiene da morire a fare ottima figura al cospetto dei suoi ex compagni di squadra. La sua prima volta a Breganze da ex. Ramiro Torres. Christopher Bozzetto è un classe 2002. Tutta l'altra figlia nelle giovanili rossonere. Il fratello minore Liam è un rinforzo è una pedina importante nel lodi di Gigio Bresciani, che sta giocando i playoff. Ramiro Torres, lo scambio per Ettore Barbieri. La conclusione di Ettore Barbieri, trovato il guanto di Petenuzzo, ancora dietro la gabbia di Petenuzzo. Ramiro Torres, l'inserimento di Ettore Barbieri, il fallo di squadra. Sarà possesso in favore di Breganze. 3 i falli di squadra commessi dagli ospiti, 2 quelli commessi da Breganze. Una partita sostanzialmente corretta. 2 rigori, uno messo a segno da Stefano Dal Santo, l'altro ha trovato il palo a negare la gioia del gol all'ex di giornata Christopher Bozzetto. Qui una combinazione sulla punizione tra Dal Santo e Torres. Non hanno trovato spazio. Silvio Del Costenaro all'indietro per Stefano Dal Santo, ancora Silvio Costenaro. Lo va a contrastare Gioffre. Ottima la giocata del capitano rossonero, poi il passaggio impreciso purtroppo. Il seguimento della sfera Stefano Dal Santo, vediamo se riuscirà a evitare il fallo di 5 secondi. Così non è. 14-17. Possesso per Seregno. Time out. Alle viste il doppio cambio, anzi il triplo per Breganze. No, doppio. Vediamo. Non vogliamo anticipare troppo. Time out è stato chiamato da Nestor Perea, tecnico argentino al secondo anno qui a Breganze. Sì, c'è il doppio cambio, entrano Tommaso Volpe, Pietro Agostini. Per Nestor Perea ci sono un finale scudetto Under 19, la vittoria in Coppa Italia di A2 e adesso la lotta testa a testa per la promozione in A1 in questo campionato di A2 2022-2023, dopo che Breganze lo scorso anno è arrivato al playoff finale con Viareggio. 4-0 il punteggio. Notizie da Correggio, Renato? Fino a poco fa erano ancora sul 2-2, sì, confermo, sono ancora 2-2 il punteggio tra Correggio e Modena. Fino all'ultimo sicuramente questo campionato sarà caratterizzato dai testa a testa, dagli scontri diretti, come hai detto tu all'inizio telecronaca, Fausto. Sta mostrando di essere una delle squadre più in forma, avendo portato a casa 2 vittorie con squadre molto agguerrite e importanti. agguerrite. Lo stesso Modena, l'area a vincere a Modena, e Breganze lo sa bene, non è agevole. Breganze a Modena ha fatto 3-3 in una partita sicuramente al cardiopalma, e Breganze comunque, qualunque siano l'esito dello scontro di Correggio, alle viste 3 partite per quanto riguarda il finale della stagione, mica male. E qui c'è il blu in arrivo, e così è, sventolato a Tremolada. Breganze quindi che avrà il tiro libero diretto per portarsi su 5-0, con Alberto Fabris che va a redarguire il tecnico rossonero. Non dovesse realizzare il tiro libero diretto, Breganze avrà 2 minuti di power play. 14-12 al termine della partita. Ramiro Torres a sfidare Alex Petenuzzo. Un rapporto controverso tra Ramiro Torres e i tiri liberi diretti. Vediamo. Le qualità tecniche sono immense da parte del 57 rossonero comunque. Tutto pronto? Si parte. Finta di tiro Ramiro Torres. La rete di Ramiro Torres. Le facesse tutte così, Renato. Sì, anche se Fausto volevo già ancora alcuni minuti fa, credo sia giusto sottolineare che questa sera mi è sembrato di vedere qualcosa di diverso da Ramiro. L'abbiamo visto in 2 o 3 accelerazioni veramente importanti. Credo che Ramiro senta l'importanza della posta in palio, fa tanti sacrifici, ho parlato con lui come con l'allenatore, tanti mesi lontano da casa, sentono la mancanza. Assolutamente. Vediamo Pietro Agostini, che è uno degli attaccanti che non ha ancora timbrato il cartellino, come si suol dire questa sera. Hanno segnato Giovanni Tagliapietra, Ramiro Torres, non ha segnato lui.
Non ha segnato nemmeno Ettore Barbieri, autore comunque di una prova volitiva. Vedremo se ci sarà spazio ancora, tra l'altro, per Tommaso Battaglin, che era partito nello starting 5. Cattivo controllo qui di Pietro Agostini, ne approfitta per un attimo Alberio, ma mette tutti d'accordo l'autore del quinto gol, vale a dire Ramiro Torres, però Breganze rea di non aver marcato la metacampo nei termini regolamentari. Nel tempo assegnato dal regolamento, 10 secondi quando si inizia una manovra d'attacco, 5 secondi se la palla ritorna indietro. E allora il possesso per la formazione ospite con Tremolava, vedremo se riuscirà, anzi Maragoli, vedremo se riuscirà a mettere a segno il gol della bandiera. Si prova qui Christopher Bozzetto, c'è una deviazione, molto attento Marco Zanfi, che magari si è fatto ingolosire alla prospettiva di chiudere la partita alla voce 0 reti subite. Breganze prima di questa giornata vantava la seconda miglior difesa del torneo, la miglior difesa è quella di Modena, che prima di questa partita era stata perforata di questa giornata era stata perforata solo 33 volte. Breganze invece ne ha subiti 39 in questa stagione. Comunque in ogni caso si tratta delle due migliori difese e non è un caso che Breganze e Modena siano appunto erano appaiate, o magari lo saranno, prima di questa giornata. Invece la classifica, intanto la tripletta sul primo palo di Stefano Dal Santo, 6-0 per Breganze, tripletta per lui, ottima rete. Renato. Sì, un altro aspetto che volevo assolutamente sottolineare è quello che abbiamo conosciuto le caratteristiche tecniche di Ramiro, il suo modo di pattinare, sicuramente al di fuori della norma ha qualcosa in più inevitabilmente, ma diciamo che la cosa bella da vedere è che ha, diciamo così, passatemi il termine, contagiato un po' i suoi compagni nella ricerca sempre in ogni istante di andare a rubare pallina, di una pressione quasi asfissiante dell'avversario, e abbiamo visto anche Stefano Dal Santo che sicuramente negli anni ha sviluppato il suo modo di giocare, ma rubare questo carpire da Ramiro, questo piccolo modo, ecco, diciamo così, di andare sempre a rubare palla, credere e combattere su ogni pallina, e diciamo tutti i ragazzi hanno, chi più chi meno, assorbito questa caratteristica del nostro folletto, e si trovano questo genere di gol. Assolutamente, l'intensità del gioco che propone Ramiro, che nei dettami dell'hockey che propone Nestor Perea, ha assolutamente contagiato i giocatori breganzesi in positivo, che sono autori quindi di prestazioni come questa assolutamente positiva sin qui. C'è un'altra riconquista con una possibile 3 contro 2. Tommaso Battaglin alla rete, il primo gol stagionale di Tommaso Battaglin, 7-0 per Breganze. Molto bene, molto sì, bene. Fa molto piacere vedere anche Tommaso, anche la settimana scorsa contro il Montecchio Tommaso ha fatto un gran bel secondo tempo dove è mancato solo il gol, era questione di tempo, l'ha trovato questa sera. Assolutamente, quindi tutti a segno i giocatori di Nestor Perea, quelli schierati da Nestor Perea. Manca l'appello solo Alessandro Tognolo, che peraltro aveva segnato in Coppa Italia. Ricordiamo la rete di Tommaso Battaglin lo scorso anno ai playoff contro il Tiene. È entrato anche Tommaso Volpe, ci auguriamo magari che anche il buon Tommaso riesca a trovare rete, più che altro per acquisire delle certezze, perché Breganze ha sicuramente bisogno anche di Tommaso Volpe per questo finale di campionato, perché è uno dei difensori della formazione di Nestor Perea. Non si può sempre costringere gli straordinari Stefano Dal Santo e Silvio Costanaro, e allora Breganze ha bisogno anche del suo 87, che dopo un ottimo inizio di stagione sta un po' rifiatando, ma lo vediamo molto, molto più carico questa sera, e ci auguriamo di averlo a disposizione alla grande per questo finale di stagione che culminerà, per quanto lo riguarda, anche con le finali Under 19. Renato. Sì, Tommaso, ci ho parlato più volte, sente molto l'appuntamento delle finali giovanili Under 19, è il capitano dell'Under 19 che l'anno scorso si è giocato le finali raggiungendo il secondo posto, e non ti nego che più volte mi ha detto: non voglio sbagliare quest'anno, voglio arrivare assolutamente concentrato e al top della forma per quel momento, ecco. Assolutamente.
A 11:07, quindi tornando in cronaca, Breganze con il quintetto di movimento: Tommaso Battaglini, Tommaso Volpe, Pietro Agostini, Stefano Dal Santo. Conduce nel punteggio per 7-0, ma qui c'è un ottimo tentativo di ripartenza di Saregno che non viene premiato l'assist di Bozzetto per Malagoli. Ancora si intenta incunearsi nell'area avversaria Tommaso Battaglin, che è in ottime condizioni psicofisiche e anche tecniche, come ha provato il gol che è stato in grado di realizzare, subendo anche fallo, ma non si è fatto irretire dall'intervento scorretto degli avversari. È andato dritto per dritto e ha trovato giustamente il gol. Molto bene Agostini. All'indietro per Tommaso Battaglin. Lo scambio con Stefano Dal Santo, a uomo ormai Saregno. Passaggio impreciso. Pietro Agostini. Vediamo se supererà la metà campo in tempo. Sì, così è. Ancora Agostini. Passaggio impreciso. Se ne va Christopher Bozzetto. La conclusione di Christopher è imprecisa. Però insiste Bozzetto nell'azione. Riconquista palla con la collaborazione di Malagoli. Ancora in possesso i giocatori ospiti. Cattivo passaggio di Malagoli. E allora Tommaso Volpe, la conclusione. Ha voglia di gol Tommaso Volpe. La parata di Petenuzzo. Battaglin a sfidare Gioffre. Tremolada all'indietro per Bozzetto. L'accelerazione di Bozzetto, il tentativo di assist per Tremolada. Agostini si ferma all'indietro. 9:30, Breganze magari può anche rifiatare, risparmiare qualche energia, perché saranno 3 battaglie, Renato, le ultime 3 di campionato. Preparati. Sì. E allora Tommaso Volpe. Breganze ha bisogno di entrare sicuramente in condizione. Giocare è un ottimo metodo per riuscirci. Recupererà Andrea Dalla Valle in quella che sarà magari una battaglia, quella di sabato prossimo all'area Caneva, dove Breganze si augura anche di trovare il suo pubblico. C'erano gli appassionati rossoneri anche in quel di Montecchio domenica scorsa. Sì, una menzione particolare sicuramente va fatta ai tifosi del Berganze, agli ultra, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto rimanendo fuori dalla pista. Oggi si sono riuniti tutti, sentono tutti l'importanza di questa stagione, e oggi sono tutti qua fuori comunque a sostegno continuo dei ragazzi. E qui intanto Saregno opera un cambio dell'estremo difensore, entra Uboldi. Esce Petenuzzo, autore comunque di un'ottima prova nonostante le 7 reti al passivo. Breganze invece conferma i propri effettivi. Febbo è entrato in pista invece per gli ospiti. Febbo tremolato da Bozzetto e Gioffre. Si riparte con Tommaso Volpe sulla sfera. Il signor Alberto Fabris consegna il possesso agli ospiti, motivandolo con gioco passivo. E qui comunque si riparte, no, c'è ancora una possibilità per la formazione ospite di provare a insidiare la gabbia di Marco Zanfi, sin qui imbattuto come il suo collega. Qui c'è un attimo che forse stavano per combinare una frittata Zanfi e Stefano Dal Santo, invece no, la palla è andata sopra la traversa, e allora ancora possesso per la formazione di casa con Tommaso Volpe, che varca a metà campo in questo istante, servendo Stefano Dal Santo. Ancora a scambiare Dal Santo e Volpe. Tommaso Battaglin, da ultimo uomo, si disimpegna, almeno cerca di farlo, è contrastato da Tremolada. Si libera la sfera con un passaggio che raggiunge Stefano Dal Santo. Ancora Battaglin, si incunia in area Tommaso Battaglin. Ottima la giocata dal 28 rossonero. Pietro Agostini. Tentativo di dai vai con Tommaso Volpe. E invece all'indietro per Stefano Dal Santo. Ancora Tommaso Battaglin, autore del 7° gol. Lo slalom di Battaglin
che ha cercato il secondo palo, ancora Tommaso Battaglin, scatenato il 28 rosso-nero. Renato, Tommaso pare quasi non abbia paura di niente, va all'uno contro... è vero, lui Sì, non sì, ha paura di niente. va all'uno contro uno proprio a testa alta e guarda proprio il portiere per vedere Sì, è dove dotato trovare di lo un'ottima spazio. tecnica, palleggio a testa alta, padronanza dei mezzi tecnici, sta cercando magari di disciplinarsi, perché l'eccesso magari di voler fare la giocata di fino a volte lo penalizza. Qui c'è intanto un ottimo tentativo di conclusione di Pietro Agostini, anche lui alla ricerca del gol. Adesso gli uomini di Néstor Perea sono letteralmente scatenati, vogliono timbrare, come si suol dire, il cartellino. Qui il tentativo di assist di Stefano Dal Santo per Pietro Agostini. Ottima l'iniziativa del 53 rossonero. Tremolada, la finta di tiro di Tremolada, si rifugia all'indietro da Febbo. Christopher Bozzetto, la conclusione, la parata, e se ne va Tommaso Volpe. Vediamo la conclusione di Tommaso Volpe, contrastato da Febbo, non ha trovato la porta, ma è stato sicuramente lodevole il tentativo dell'87 rossonero. Breganze a 6 minuti e 24 dal termine, avanti nel punteggio dal derby emiliano Correggio Modena, sempre 2-2, ma è presto per guardare la classifica. Meglio concentrarci su questa partita con Tommaso Battaglini in possesso. Tommaso Volpe, ancora i due Tommaso. Giovanni Tagliapietra con Néstor Perea che invita i suoi giocatori al gioco veloce. Qui c'è stato uno stop e tiro di Tommaso Volpe che ci pare averlo sentito, era buona la conclusione, un po' lenta, e quindi c'è arrivato Uboldi che ha dato il cambio a Petenuzzo. L'accelerazione di Stefano Dal Santo, gli si incolla Christopher Bozzetto, ne contiene l'azione. Allora siamo ancora a metà pista con Tommaso Volpe che riceve da Stefano Dal Santo. Ci sono spazi perché Seregno sta marcando a uomo, è entrato Matteo Farina, modenese, esperienze recenti in quel di Scandiano prima di approdare alla corte del Seregno e di Modena, che è stato anche allenatore. Ottima qui la trama sull'asse Tagliapietra Volpe, classi 2005-2006. L'alza e schiaccia di Tommaso Volpe perché stavano scadendo di 45 secondi. Riconquista palla per i suoi. Giovanni Tagliapietra, off sfera a Stefano Dal Santo, ma scade il termine regolamentare per varcare la metà pista e allora sarà possesso per Seregno. Con Néstor Perea sempre nel vivo a richiamare i suoi, ad invitare alla concentrazione necessaria. Qui un tentativo di assist di Christopher Bozzetto, tentava servire Tremolada, ancora una trottola di Christopher Bozzetto che cerca di andare via in slalom, è in possesso di un'ottima tecnica l'86. Avversario si fa per dire, perché è uno dei nostri, Renato. Christopher Bozzetto. Stefano Dal Santo, ancora in possesso il 53 rossonero, all'indietro per Tommaso Volpe. L'accelerazione di Tommaso Volpe, se ne va Tommaso Volpe, cerca Tommaso Battaglin sul secondo palo, non lo trova per un nulla. Dall'altra parte Matteo Farina tentava di servire in area Christopher Bozzetto, palla vagante, se ne va Tommaso Volpe. Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, vediamo, cattivo controllo finale, si è fatto ingolosire troppo, magari. Ha perso un po' il tempo. Sì, assolutamente, peccato, era un'ottima opportunità anche per lui. 4 reti in stagione sin qui dell'87 rossonero. Lo serve Giovanni Tagliapietra, ancora Tommaso Volpe a scambiare con Giovanni Tagliapietra. Meno di 4 minuti al termine, Breganze avanti nel punteggio 7-0. La trottola di Tommaso Battaglin che se ne va di giustezza, la conclusione e la rete di Tommaso Battaglin, la doppietta. Ottima la giocata di Tommaso Battaglin, azione solitaria, se ne è dato dalla sponda, trottola, entrato in area, tiro in diagonale di rovescio, non è riuscito a controllare Uboldi. 8-0 per Breganze.
Dopo vari tentativi di scambio con i compagni, giustamente cercando di costruire sempre, perché comunque come abbiamo detto più volte non c'è solo questa sera ma ci sono anche altre partite, ed è l'abitudine proprio a scambiarsi palla velocemente che continua a chiedere Nestor, pur essendo a 3:33 dalla fine, è proprio l'abitudine che devono prendere a guardarsi e cercarsi, ma in questo caso Tommaso ha detto adesso vado e faccio gol. Assolutamente. Ne ha le qualità, ne ha le potenzialità e fa bene a sfruttarle. Qui c'è Christopher Bozzetto letteralmente indemoniato, ma Tommaso Battaglin gli porta via la palla con un intervento di classe senza commettere fallo. E anche a proposito di classe, di controllo pallina, ce n'è un altro, cioè Giovanni Tagliapietra, tra i giovani terribili di Nestor Perea. Tommaso Battaglin assolutamente in fiducia. Ottima la sua prova, è partito nello starting 5 e ha trovato una doppietta importante. Tripletta per Stefano Del Santo, doppietta per Tommaso Battaglin, doppietta per Ramiro Torres, gol di Giovanni Tagliapietra. Queste le reti che stanno segnando questo incontro, con Stefano Del Santo che magari cerca ancora glorie personali e che portano Braganza a 75 reti, quindi il miglior attacco del campionato. Qui un volo ad angelo di Marco Zampi a ribadire che vorrebbe tenere la porta inviolata e magari lo chiede con una preghiera insistita ai suoi compagni, perché sarebbe importante anche questo fattore, assolutamente. Intanto Fausto a 7:30 sul campo di Correggio, il Correggio è passato in vantaggio sul Modena per 3-2. Sì, non parliamo adesso, Renato, anche per non ce ne vogliano gli amici collegati. Concentriamoci sulla partita. È chiaro che ci auguriamo un risultato favorevole per Breganze, ma la partita è lunga. Modena è squadra che non muore mai, come ha dimostrato per esempio in quella di Novara, e allora è meglio concentrarsi su questa partita con Giovanni Tagliapietra alla ricerca delle rete che trova. Doppietta anche per Giovanni Tagliapietra, quindi Breganze sta dilagando nel punteggio. Renato. Incontenibili i ragazzi del Breganze, hanno trovato ben 9 gol, sicuramente hanno imposto un ritmo infernale dal primo secondo di questa partita e anche le energie iniziano un po' a scarseggiare. Sì, il Seregno ha calato nel finale. Qui ancora un apprezzabile alza e schiaccia di Christopher Bozzetto con Marco Zanfi che praticamente sta cercando di far capire ai suoi che ci terrebbe da morire a concludere imbattuto la prestazione. Sarebbe bello per Breganze finire a 0, non ce ne vogliono gli amici di Seregno. 9-0 comunque il punteggio. La tripletta di Stefano Del Santo, le doppiette di Ramiro Torres, Tommaso Battaglin e Giovanni Tagliapietra, la rete. Questi sono gli autori del gol. Quindi 3 doppiette e una tripletta. Ancora Giovanni Tagliapietra. Siamo all'ultimo giro di lancette. Giovanni e Tommaso Battaglin, l'accelerazione lo ferma Christopher Bozzetto, se ne va a Febbo per intanto per gli avversari. Tommaso Battaglin a sbrogliare la matassa difensiva, a lanciare il suo compagno di avventure Tommaso Battaglin. Sono almeno 8 anni insieme questi due, ne hanno visti di tutti i colori da quando giocano insieme a Breganze. È mancata loro la soddisfazione più grande, però hanno vinto una Coppa Italia, Renato, la Sì, Coppa Italia di A2 e la stagione non è ancora finita. assolutamente. 20 secondi al termine, Giovanni Tagliapietra, passaggio impreciso, se ne va Matteo Farina, vediamo se Saragno riuscirà a tentare l'ultimo tiro. Sembra di no. Siamo veramente ai titoli di coda di questa partita, valevole per la 15ª giornata del campionato di A2 di hockey pista. Si ferma Stefano Del Santo, mette tutti d'accordo. Siamo ai titoli di coda allora, Renato. La prossima partita sarà contro Novara, quella che commenteremo insieme qui al Pala Ferrarin di Breganze. Ci aspettano 2 trasferte e 2 derby, in quella di Bassano Sponda Roller e in quel di Trissino, in una appassionante finale di campionato di Serie 2 che vede protagonista l'Hockey Breganze. Ok, Veneta Lab Breganze che batte Seregno 2012 9-0
A più tardi per le interviste. Grazie Renato per il commento, grazie a Maria Monteano, un saluto da Fausto Pozzan da questa domenica 30 aprile 2023.